una foglia per vestito, per il resto tutta nuda. C'era l'Eva che sognava di gustare la frutta cruda, sulla pianta proibita la mela trovò, ed insieme con l'Adamo lei l'assaggiò. E quando Eva la mela mangiò, si sentì venir la voglia di lasciar cadere la foglia, mentre l'Adamo vicino a lei gridava felice: adesso ci sei, non mangiare quella mela. C'era scritto sul cartello, ma qualcuno suggeriva: non ci credere fratello, come poi finì la storia ve l'ho detto già. Tutti mangiano le mele in quantità. E quando Eva la mela mangiò, si sentì venir la voglia di lasciar cadere la foglia, mentre l'Adamo vicino a lei gridava felice: adesso ci sei. Quando Eva la mela mangiò, si sentì venir la voglia di lasciar cadere la foglia, mentre l'Adamo vicino a lei gridava felice: adesso ci